comunista è una delle prime forze che hanno aderito al nostro appello. Segretario di Fondazione Comunista di Padova. Sono onorato con voi di darti la parola. Buongiorno a tutte e a tutti. È straordinaria questa partecipazione, credo che neanche i compagni palestinesi se l'aspettassero, ma prova una cosa, che esistono delle coscienze che non si lasciano influenzare e avvelenare dalle false informazioni, che non si lasciano fuorviare nel loro giudizio giusto, di giustizia, dalle informazioni che gli danno. Allora diciamolo al mondo, non c'entra niente l'anti-ebraismo, non c'entra niente la Shoah in tutto questo, nessuno mette in dubbio i diritti degli ebrei, qui si stanno mettendo in dubbio solo i diritti degli ebrei. Finiamola, non c'entra nulla, ma schierarsi dietro quella cosa per opprimere un popolo è vergognoso. Sappiate che sulla spianata nelle moschee l'altro giorno, quando la polizia israeliana ha caricato, c'erano anche dei cittadini israeliani che sono stati caricati perché pensavano che i palestinesi avessero i loro stessi diritti. È quello che pensiamo noi, deve esserci libertà, i palestinesi devono essere liberi di decidere il loro destino, devono poter parlare col mondo senza avere un cordone intorno che gli impedisce di comunicare col mondo, di avere i propri commerci, di avere la libertà di viaggiare, la libertà di lavorare, la libertà di essere curati. Questo sta facendo lo Stato israeliano, non gli ebrei, lo Stato israeliano appoggiato dagli americani, appoggiato dall'Occidente, appoggiato dal governo italiano, anche quello attuale. Un governo che non riconosce lo Stato di Palestina, che non ha detto una parola del riconoscimento di Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico, che non ha il coraggio di dire niente, laddove i suoi cittadini invece, come ieri notte a Livorno, i portuali di Livorno si sono rifiutati di caricare un'aeronave di armi per Israele. Questo fa e deve fare il popolo della sinistra, quello che sa cosa è giusto e cosa è sbagliato. E noi come rifondazione siamo qui, come siamo sempre stati, al fianco dei palestinesi per queste cose e per chiedere che questo paese prenda le sue posizioni, lo ripeto, a favore di qualunque popolo venga privato dei suoi diritti, e in questo momento i palestinesi sono sicuramente in cima alla classifica. Grazie a tutti.